Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Gemona, from quake to resilience. In Gemona, regional leaders inaugurated a new training hub dedicated to resilience and sustainable development. Inspired by the lessons of the 1976 earthquake, the project aims to strengthen long-term planning and better prepare communities for future emergencies. In realtà è guardare al futuro. Grazie all'esperienza del terremoto, nei 50 anni abbiamo voluto insieme all'università creare questa scuola di alta formazione per cercare di creare tutta quell'infrastruttura, non soltanto fisica ma anche di conoscenza, necessaria per affrontare le emergenze. Questo non vuol dire prevedere qualsiasi cosa, questo non vuol dire intervenire o essere in grado di intervenire su qualsiasi cosa, perché purtroppo i margini di rischio permangono, ma migliorarsi e ridurre questo margine di rischio attraverso diversi interventi, sia quello infrastrutturale, sia quello della conoscenza delle persone, per esempio sui comportamenti in caso di emergenza, sia in termini legislativi per agevolare il più possibile gli interventi senza rallentamenti dovuti a burocrazie eccessive. The University of Trieste and FVG Energia join forces to power the region's green transition. The University of Trieste and Friuli Venezia Giulia Energia have signed a partnership to advance the energy transition and sustainable mobility. The collaboration will focus on electric vehicle charging, renewable energy communities, and innovative solutions like dynamic pricing and vehicle-to-grid technology. Because the University of Trieste is involved in the study of all the themes related to the energy transition, to sustainability, and all the topics that are important for the future of our generation. L'accordo firmato FVG Energia, che è braccio operativo dell'assessorato all'ambiente, si va a fare una collaborazione pratica su quelle che sono le ricadute nel territorio. L'obiettivo è anticipare il Green Deal europeo dal 2050-2045 con tanti strumenti, comunità energetiche, ma anche per esempio andare a individuare le aree idonee per mettere impianti fotovoltaici e altri tipi di impianti. Penso alle aree militari dismesse, quindi gli studi necessari verranno fatti all'università e quindi andremo a accelerare il percorso di transizione energetica. Drones and AI to help manage EU farm funds across the region. Agea and the Friuli Venezia Giulia region have joined forces using drones and AI to make agricultural funding faster and more accessible for farmers. Noi possiamo inserire una serie di dati concordando con Agea la modalità di inserimento che vanno a georeferenziare sul nostro territorio regionale e italiano tutta una serie di azioni o di situazioni che riteniamo necessarie per fare poi le programmazioni di più alto livello. Potremo partire da quello che è il sistema irriguo per arrivare alla gestione dei pascoli, per capire quali sono gli stati vegetativi, perché comunque tutto si basa su un controllo satellitare, ma serve una visione generale per poter poi beneficiare di una capacità di analisi e di programmazione anche a livello nazionale che tenga conto delle reali situazioni di ogni singola regione. Sono molto contento di questo incontro, perché abbiamo già fatto un accordo di questo genere in Molise. Friuli Venezia Giulia, che è un organismo pagatore regionale giovane, quindi ha dal suo punto di vista anche la necessità per migliorare le sue performance e quindi mettere a disposizione i finanziamenti comunitari, ma anche lo sviluppo delle politiche agricole, la necessità di avere dei dati che siano valorizzati, che siano elaborati, sui quali poi possono sviluppare delle politiche agricole specifiche a livello regionale. Trieste smiles. Dental care for those in need. The Lidia Simoni Dental Clinic of Caritas Trieste reopened, providing free dental care to people in economic hardship and personal fragility, thanks to a new partnership with Donk Humanitarian Medicine and the Maxillofacial Surgery Clinic. We are implementing a very important dental office because in our daily activity we understood that quite a large number of persons remains out of the public system for financial reasons or cultural ones. And so we felt the necessity and the opportunity to open another door for this group of persons. I hope that our activity and our disponibility
can support many colleagues to participate to this project and to help us to offer more and more treatment for these patients. Trieste invests 36 million euros to bring sports facilities into the future. Trieste is investing over 36 million euros to rebuild, upgrade and expand its sports facilities. Diciamo che i lavori, come vi ho annunciato, sono veramente tanti, i cantieri sia piccoli sia grandi, secondo me sono tutti importanti per la città. Ovviamente gli interventi sull'impiantistica sportiva, quelli più puntuali anche da un punto di vista economico, sono sicuramente il Ferrini nel rione di Ponziana, che è una struttura storica per la città di Trieste, l'intervento al Grezzar, un intervento a tutto l'impianto di atletica leggera che permetterà ovviamente di riportare in città eventi sportivi di carattere nazionale e non solo, tutti gli interventi al campo Colonia, al Draghicchio, che anche questo è un campo sportivo non solo di atletica leggera e di tennis, e oltre di tennis dedicato ovviamente ai giovani e non solo. Two mayors, one milestone. A historic union shaking up Italian political landscape. Two mayors of Friuli Venezia Giulia, Alessandro Basso and Loris Bazzo, will tie the knot on June 27th. This may be a first for the country. Together for 5 years, they'll be getting married in Pordenone, setting a milestone for the LGBTQ+ community's visibility in Italian politics. Normal for me. No, it shouldn't be a new. It's not a matter. It's not nothing different from normality. It should be. It's normal. I don't even think that it was the first time in the region. Is it? Is it? Is it the first time? I think it's the first time in the country. In the country? I think so, yeah. Didn't you? I knew. I think that I knew the topic, but yeah, I agree with that. It's not a problem for me. It depends in which case, like having kids is different of marriage. For me, this is my opinion. Due persone che si vogliono bene, due persone che vogliono stare insieme, che vogliono trascorrere una vita, perché insomma vedono questo futuro infinito tra di loro. These are two right-leaning politicians who cannot build a family legally in Italy. Do you think this is a call for something to change, maybe? Well, yes, indeed, in the sense that having a child is not a right. Having a child is a responsibility. So I wouldn't accept anybody telling me, oh, I have the right to have a child. That's totally out of question. The point is, do you accept the view that having a child is a responsibility for all of your life? So there are nuances from this point of view that we shall not neglect. I know a couple, two women that I study with, that they went to Spain, to France, and to Holland to adopt a child. So I guess people find anyways their way, but it will be more simple if it will be possible in here too. Trieste, Italy's breeziest city with the region's best climate. Trieste ranks 8th among Italian cities for climate, topping the Friuli Venezia Giulia region, thanks to sea breezes and the bore wind that keep temperatures comfortable. Inland cities like Udine and Pordenone face hotter summers and more stagnant air. The Udine improved in the last ranking. Gorizia showed the biggest regional gain, benefiting from better ventilation and fewer tropical nights. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.